Cari telespettatori di Toscana Sprint, con le immagini del comune di Campi Bisenzio ci troviamo con il 24esimo Giro della Toscana internazionale femminile Memorial Michela Fanini, gara organizzata dalla società ciclistica Michela Fanini. Ancora le immagini qui del paese di Campi Bisenzio. Oggi il cronoprologo per assegnare le maglie di questo giro a tappe che prevede tre tappe. Qui vediamo ancora qui vediamo con le presentazioni delle varie formazioni di questa gara. Ripetiamo anche che vengono assegnate, essendo qui un giro a tappe, le maglie, la classifica generale, la maglia rosa, poi c'è la maglia fucsia per la classifica a punti, la maglia azzurra della classifica dei traguardi volanti, la maglia verde del Gran Premio della Montagna, la classifica giovani, come sempre quella bianca, e la classifica delle migliori italiane e della migliore italiana, la maglia arancione. E poi ci sono i premi speciali dati dalla vincitrice della tappa, che ha la maglia gialla, la maglia qua, la generosità, e la maglia nera per l'eleganza. Ancora le varie formazioni alla presentazioni. Ricordiamo il ricordo sempre vivo dopo 24 anni di Michela Fanini, scomparsa prematuramente nel 26 ottobre del 1994 dopo aver vinto proprio pochi mesi prima il Giro d'Italia. Ricordiamo anche la sua vittoria al campionato italiano nel 1992 a 19 anni, appena passata Elite, le belle prove anche da juniore, su una promessa spezzata diciamo all'inizio di una gloriosa carriera che poteva essere. Tante le vincitrici di questo Giro della Toscana in questo albo d'oro, come il 1999 la vittoria di Edita Pucci-Skite, la vittoria del 2001 di Nicole Brandl, poi ricordiamo anche la vittoria del 2006 di Svetlana Bubnenkova. Qui una formazione di casa, la formazione, essendo si corre in Toscana, della Vaiano. Qui ancora tante le formazioni al via che hanno preso, e tante, ripetiamo, le vincitrici anche importanti, perché Nicole Brandl e Edita Pucci-Skite sono stati due che hanno vinto addirittura dei Giri d'Italia. Svetlana Bubnenkova, anche lei una del panorama internazionale, che ha fatto benissimo negli anni in cui ha corso. La vittoria anche di Noemi Cantele nel 2007, la vittoria anche di Trixie Worrack. Qui ancora siamo con le partenze di questo cronoprologo di 2 km e 200 metri. Qui vediamo, siamo ormai, eccola qui, è partita la prima atleta, l'atleta Soldenka Magdalena, eccola qui, che ha preso il via della TK Pacific Nestle, mentre prende il via Lara Piescelli della Rotor Pro Cycling Team. Qui ancora vari atleti che aspettano. Qui siamo con le immagini sulla gara, ed è un atleta, possiamo dire, di casa, essendo formazione toscana, Rasa Leleivite, formazione della Vaiano a Roma Italia, che sta andando su questo percorso, di Campi Bisenzio, che si snodava tra i 2 km e 200 metri. Lei che è più adatta a percorsi con delle salite, l'atleta lituana della Vaiano. Vediamo che sta per andare a concludere, si piazza con il tempo di 3 minuti 09 secondi e 41 millesimi, in 37esima posizione per lei il suo tempo è stato. Qui ancora le immagini del paese di Campi Bisenzio. Siamo invece passati con le immagini a un'altra atleta, siamo con Wilkos Katarzina, la polacca. Vediamo ancora anche lei una bellissima pedalata, tante le formazioni che hanno preso, abbiamo detto, il via, è una gara internazionale, possiamo considerarla anche un premondiale, quindi tutte che iniziano a prendere anche un po' di assaggio per preparare quello che sarà l'appuntamento a York nel mese di ottobre in Inghilterra, i campionati del mondo. Ancora le immagini con la polacca Wilkos Katarzina, ancora sta andando a chiudere. Ricordiamo il suo tempo: 3 primi, 7 secondi in 29esima posizione. Siamo invece passati con le immagini a Laura Tommasi, eccola qui, l'atleta italiana, le prime immagini di un'atleta italiana, eccolo qui, della formazione della Top Girls Fassa Bortolo. Ancora siamo con lei, ricordiamo il percorso di 2 km e 200 metri. Noi intanto andiamo a ricordare anche alcuni sponsor come Sanginese, Salumi Benvenuti, poi
Eredi Mandoli di Pellegrini. Qui siamo con l'arrivo di un atleta della nazionale russa, mentre qui siamo tornati con le immagini invece in corsa con Elena Pirrone. Eccola qui, l'atleta della Valcar Cycling, eccola qui, l'atleta italiana di questa formazione. Abbiamo detto è una gara internazionale, tante abbiamo detto anche le vincitrici di questa gara. Abbiamo ricordato Nicole Brandle, di Edita Pucciskait, di Svetlana Bubnenkova, di Naomi Cantele nel 2007, di Trixie Worrack. Qui ancora con le immagini sull'atleta della Valcar, Elena Pirrone, che sta andando a concludere la sua prova su questo percorso, ripetiamolo, un percorso breve, tutto praticamente che si svolgeva nel comune di Campi Bisenzio. Questa una delle parti più tecniche, perché c'è questa curva secca che poi porta indietro sul percorso, porta indietro verso l'arrivo. Nelle immagini, nel pre-gara abbiamo visto anche uno dei più attivi, Brunello Fanini, che è stato promotore di questa gara sin dalla morte di Michela. Qui siamo con l'arrivo di Elena Pirrone, che va a chiudere ora, si piazza in 10ª posizione, 3 primi e 0,3 secondi il suo tempo, mentre siamo passati con le immagini alla tedesca Katrin Ames, l'atleta della VNT Rotor Pro Cycling Team. Vediamo che ha una pedalata rispetto a quella di Elena Pirrone più possente. Andiamo anche a vedere in queste prove si usa ovviamente il massimo rapporto, anche perché in 2 km e 200 metri si può alleggerire solo quando c'è quella curva secca che abbiamo visto fare prima a Elena Pirrone. Qui infatti ecco, lo rivediamo, qui ancora le immagini di Brunello Fanini, l'abbiamo detto promotore di questa gara. Qui siamo passati con le immagini. Intanto ricordiamo anche il tempo della Ames in 6ª posizione, 3 primi e 1 secondo il tempo della tedesca, mentre siamo con le immagini sulla Chloe Osning. Eccola qui, l'atleta della formazione della Ale Cipollini. Vediamo, anche lei è una che diciamo potrebbe inserirsi nella top 10 visto il suo passo. Qui vediamo anche il suo fisico possente, vediamo la curva secca, questo è il dettaglio di questa curva, occhio, un po' larga ma ce la fa a chiudere la curva bene. E ora si torna indietro per quello che dovrebbe essere l'arrivo. Diciamo anche il tempo della Osning, arrivata 9ª posizione per lei, 3 minuti e 2 secondi il tempo della Osning. Qui invece siamo su Clara Koppenberg, l'atleta tedesca della VNT Rotor Pro Cycling Team. Prima abbiamo visto l'arrivo della sua compagna, la Ames, che aveva chiuso in 6ª posizione, ricordiamo 3 minuti e 1 secondo. Qui siamo con un altro arrivo di un'altra atleta, mentre ricordiamo anche il tempo della Koppenberg, 11ª posizione per lei, 3 minuti e 3 secondi, mentre siamo passati ancora, prima abbiamo visto l'arrivo di un atleta, siamo passati di nuovo sul percorso. Si tratta di un'atleta russa, Maria Novolodskaya, e lei ha un altro passo, lo vediamo già subito, perché sembra un'altra pedalata. Di tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora, una pedalata molto più fluida, non ha una pedalata possente, molto agile e conta molto in questi percorsi, anche se il percorso è breve, quindi non bisogna saper dosare le forze, ma a volte bisogna saper anche dare tutto nel momento giusto. Qui siamo alla curva secca, quella che abbiamo visto nel dettaglio con tante atlete, la va a chiudere nel migliore dei modi anche Novodolskaya. Vediamo che la sua pedalata sta dando fuoco a tutte le sue energie. Ha un'altra pedalata l'atleta russa sicuramente. Qui nelle immagini invece vediamo Daniele Setti, vicepresidente nazionale, che sta dando il via a Marzia Salton Basei, che ha preso il via in questo momento, dato, ripetiamolo, da Daniele Setti il via. Anche diciamo tanti membri della federazione qui a questo giro internazionale femminile
Siamo alla 24esima edizione. Brunello Fanini si è subito attivato dopo la morte, dopo poco la morte proprio di Michela Fanini, nel ricordarla in tutto e per tutto, creando un Giro della Toscana internazionale. Qui siamo con l'arrivo di un'altra atleta russa. Abbiamo visto il tempo di Marzia Salton-Basei è di 3 minuti e 20 secondi. Qui siamo ancora con altri arrivi, mentre siamo tornati con le immagini sulla corsa. Siamo tornati con le immagini. Siamo con la cubana Sierra Arlenis. Eccolo qui che stiamo vedendo, passa ora sotto l'arrivo, però dovrà percorrere questi 2 km e 200. Una buona pedalata anche per lei, però dobbiamo dire che l'atleta russa, la Novoskaya, aveva un'altra pedalata molto più agile. Vedremo se questa pedalata più dura il rapporto della cubana, l'atleta della Astana Women's Team. Questa formazione che, ricordiamolo, la formazione che nei professionisti maschili è diretta da Beppe Martinelli, ha anche una formazione femminile, ne fa parte questa atleta Arlenis Sierra. Eccola qui, dobbiamo dire che ha impostato benissimo la curva nonostante il rapporto più duro rispetto all'atleta russa, la Novoskaya. Vediamo ancora nel dettaglio, in questo tratto di Pietrini ha rimesso subito sulle manopole le mani l'atleta cubana, perché non è facile pensare che un'atleta cubana possa andare forte anche a cronometro. Si pensa sempre ai sudamericani come atleti forti in salita. Sta arrivando in questo momento la Sierra Arlenis e va a prendersi il miglior tempo, 2 minuti e 55 secondi. Riesce a mettere dietro la Novoskaya di pochissimo, 4 secondi il vantaggio, riesce a metterla. Con le immagini siamo già passati all'inglese, all'Elizabeth Oden, ma grande tempo della cubana che ha stupito tutti, Sierra Arlenis, con 2 minuti e 55 secondi, 4 secondi dati alla russa Maria Novoskaya. Incredibile che tempo è riuscita a fare la cubana. Qui le immagini sono dell'inglese Elizabeth Holden, e diciamo anche che ha chiuso in 14esima posizione l'inglese con 3 minuti e 4 secondi, mentre qui siamo con Arianna Fidanza con il dorsale numero 113. Eccola lì, la vediamo, l'atleta della Eurotarget Bianchi Vittoria. Ha fatto ora la curva secca, si torna verso l'arrivo per lei. L'abbiamo detto del miglior tempo, momentaneamente il miglior tempo di Sierra Arlenis, fatto segnare davanti alla Novoskaya, Maria Novoskaya, che è riuscita a batterla di 4 secondi, solo 4 secondi il vantaggio della cubana, mentre diciamo il tempo della Fidanza, 21esima posizione con 3 minuti e 5 secondi, mentre c'è l'arrivo dell'atleta della Lecce Bollini, l'olandese Kartin Zwinerkels, che si piazza in terza posizione con 2 minuti e 59 secondi. Quindi l'ordine d'arrivo: vittoria e maglia rosa, prima in classifica Sierra Arlenis, la cubana, davanti a Maria Novoskaya. Poi terza proprio la Kartin Zwinerkels della Alecci Pollini, quarta Anastasia Ciursina, quinta Olga Skerlen, sesta Katrin Hammels, settima Lara Viecelli, ottava Tatasina Sharakova, nona Chloe Osning e decima Elena Pirrone, la nostra Elena Pirrone. Vediamo la maglia della vincitrice di tappa data alla cubana Arlenis Sierra, e con queste immagini della vincitrice di tappa possiamo andare alle interviste di rito. La più veloce, la più brava questa sera sui 2 chilometri abbondanti a Campi Bisenzio si chiama Arlenis Sierra, è un atleta che viene dall'isola di Cuba, ha sbancato letteralmente il lotto delle concorrenti ed è in maglia rosa. Arlenis, complimenti, un cronometro davvero d'attacco, breve ma molto molto intensa. Bueno, gracias. Sí, es un prólogo muy rápido, creo que hay atletas muy buenas. Faltan 2 etapas ahora, así que creo que con la ayuda del equipo todo saldrá bien. Veremos qué sucede en estas 2 ultimas carreras. Insomma, lei dice mancano 2 tappe, confido molto nell'aiuto della squadra perché le altre 2 tappe sono decisamente più impegnative. Puoi vincere questo Giro della Toscana? Bueno,
Dios me lo permita, todo el mundo viene con el mismo pensamiento y el mismo deseo, así que vamos a ver muchos atletas luchando por los mismos deseos, así que creo que no voy a rendirmi hasta poter conseguirlo. Io sicuramente non mi arrendo, dice l'atleta cubana, farò davvero di tutto nelle prossime 2 giornate per dare tutto quello che avrò per portare a casa questa corsa dedicata a Michela Fanini. Ricordiamo che per Arlenis Sasiera è la 9ª vittoria stagionale. Ok, esperemos a ver qué pasa y todavía faltan muchas carreras en la última temporada, así que veremos qué sucede. E insomma 9 vittorie, la stagione non è finita, c'è ancora fame di successi nelle corse nelle settimane che verranno. Brunello Fanini, grande vincitrice, una campionessa che sboccia nel mondo del grande ciclismo femminile. Chi vince da te, chi vince sulle tue strade, sulle strade di Michela, è destinato ad una carriera sempre più migliore e sempre più brillante. Brava, bravissima, complimenti perché effettivamente va molto forte, ha fatto una cronometro importante, però ti si aspettano 2 gare molto impegnative, specialmente la seconda con arrivo a Pescia, quindi se vuoi vincere io e te eravamo molto attaccati perché ho avuto anche un'altra cubana anch'io, poi c'è stato lo scambio, te dovevi venire con me, quell'altra doveva andare da Fabretto e comunque bravissima, bravissima e noi mettiamo anima e cuore per fare questo Giro della Toscana che ricorda Michela e se lo vince una grande campionessa siamo più contenti e se lo vince una che vincerà, sarà prossima anche ai mondiali, meglio ancora e una di quelle è questa. Alessandro Consiglia, assessore allo sport qui a Campi Bisenzio, con la semplicità di chi ama lo sport, un'accoglienza straordinaria, un affetto unico per Brunello, per la sua famiglia e per l'organizzazione di un giro splendido come questo. Sì, ci teniamo in maniera particolare a questa manifestazione perché ormai Brunello ci ritiene di famiglia e quindi noi facciamo altrettanto. Come vedete gli diamo sempre il massimo e a noi ci fa un immenso piacere avere tutti questi belli partecipanti e comunque insomma ci rende veramente orgogliosi di poter ospitare una manifestazione così. La scelta sicuramente azzeccata è quella di far vivere sportivamente parlando il centro, la partenza davanti al municipio, la gara raccolta tutta qui in 2 chilometri dove chiunque può entrare a contatto con le campionesse e perché no, farsi anche un giro nel centro di Campi Bisenzio. Certo, è perfetto per quello, diciamo, noi tendiamo sempre a organizzarla nel centro proprio per dar vita così al nostro centro storico. È piccolo, però in questo piccolo cerchiamo sempre di concentrare il massimo e mettere a contatto la cittadinanza con delle vere campionesse, con delle vere sportive e mettere davanti a delle realtà sportive veramente importanti. Salvatore Gaziano è un po' il deus ex machina, se possiamo dire, sotto l'aspetto un po' tecnico ma anche amministrativo di questo comitato locale qui a Campi Bisenzio, dove fare tappa ormai è una piacevole abitudine, è un po' un essere di famiglia qui in mezzo a voi col Giro della Toscana. Sì, perché è la 24esima edizione, è 24 anni che Brunello viene qui a Campi. Ora io tra l'altro il prossimo anno non sarò più dipendente del comune perché vado in pensione e quindi sarò comunque sempre vicino a Brunello perché oltre ad essere un grandissimo organizzatore è anche un amico e quindi niente. Mi fa piacere che lui possa continuare tranquillamente questa iniziativa anche qui a Campi e mi auguro che l'amministrazione o chi sarà insomma al mio posto possa continuare davvero a voler bene a Brunello come ne gli ho voluto bene io in questi 24 anni.